Allora, ciao ragazzi, non so neanche da dove iniziare. Poco fa abbiamo mandato un video, l'avete visto sulla nostra pagina, abbiamo avuto un controllo dei 3 carabinieri dei NAS, come avete potuto vedere, erano circa le 8 e un quarto, la sala con gente che cenava. Niente, ci hanno detto che dovevano fare dei controlli e quindi ci hanno chiesto una certa documentazione classica. In quel momento, come ho detto nel video, io ero impossibilitato a presentare tutta la documentazione, tutte le fatture. Ripeto, io gestisco la prosciutteria, tutto quello che riguarda ordini, prosciutto, insomma, lo sapete, chi mi conosce ormai lo sa. In quel momento ero realmente impossibilitato a mostrare tutta la documentazione che c'è presente nel locale, ma io non me ne occupo, non so dove mettere le mani, quindi ho chiesto a loro, al signore che mi stava facendo delle domande, ho chiesto la gentilezza, la comprensione più che altro, se potevo presentarle più tardi, domani mattina. Avrei potuto inviare una PEC con tutte le mail, con tutte le fatture, cosa che abbiamo già fatto regolarmente, perché ripeto, abbiamo avuto 3 controlli, vigili sanitari, veterinari e altre ASL, ok? 3 controlli in un mese. Secondo me, ma anche secondo il mio legale, non è normale, ok? Non è normale avere 3 controlli in un mese con 3 verbali. Morale, cercherò di essere breve, sono a terra, dispiaciuto, sono rammaricato, ho avuto anche uno sfogo, ma è proprio perché ho fatto il video, perché proprio volevo documentare quello che stava succedendo. Quindi ho chiesto un po' di comprensione, ho chiesto un po' di umanità, mi sono anche assunto le responsabilità di non aver messo delle etichette su certi prodotti, perché con la fretta fai sottovuoto, non hai il tempo, e va bene, mi assumo le responsabilità. Le ho chiesto: fatemi un verbale amministrativo, fatemi una multa, però la loro intenzione era quella di farmi chiudere il locale. La loro intenzione era quella di farmi chiudere il locale. Allorché mi sono calmato, ho presentato alcune documentazioni, ho presentato delle fatture, ho presentato l'HCCP, ho presentato tutta la documentazione, temperature, frigoriferi. A un certo punto mi hanno contestato, anzi no, mi hanno intimato di far uscire i clienti dalla sala. Quindi sarei dovuto andare in sala a chiedere, a obbligare i clienti, a ordinare ai clienti di lasciare la sala, perché ci dovevano far chiudere il locale. Morale, abbiamo presentato una parte della documentazione, tutta la documentazione necessaria per le autorizzazioni di apertura. A un certo punto si sono appigliati a 2, 3, 4 insetti che si chiamano babaiole del bambù. Ho già specificato, ho spiegato al, non so, maresciallo, non so chi fosse, dottor Usai, ecco, non so se è un dottore, comunque signor Usai, dei NAS, che quelle babaiole si riproducevano dentro il bambù, erano innocue, era una cosa normale, che noi regolarmente pulivamo ogni giorno, ogni settimana facevamo la sanificazione. Chi ci conosce sa perfettamente che siamo maniaci della polizia, Ci hanno contestato il fatto che alcuni formaggi non sarebbero testati a temperatura, dei formaggi stravecchi, delle tome d'alpeggio stravecchie con 3-4 anni di stagionatura, non vanno in frigo, possono stare anche a temperatura controllata di 18 gradi, non lo dico io, lo dicono le aziende che producono, quindi anche questo non è stato accettato. Abbiamo chiesto gentilmente al signor Usai dei NAS di darci la possibilità di servire i clienti, che ci trovavamo in imbarazzo nel mandarli via, ci siamo trovati in imbarazzo nel dire a chi poi è arrivato dopo che non potevamo servirli perché avevamo il controllo dei NAS che volevano farci chiudere il locale. Quindi io personalmente, Max, mi assumo tutta la responsabilità di quello che ho mandato in onda. Il video è stato fatto appositamente per giustificare, per comprovare quello che stava accadendo in quel momento. Quindi, secondo il mio punto di vista, siamo stati trattati quasi da criminali, quasi fossimo dei puzzolenti, quasi fossimo degli spacciatori di insetti. Mi sono dovuto addirittura abbassare quasi in ginocchio a chiedere pietà, perché io lavoro 18 ore al giorno qua dentro, ci metto la mia vita qua dentro e non abbasso la testa davanti a nessuno.
non abbasso la testa davanti a nessuno, mi assumo la responsabilità, però come siamo stati trattati dal Signore in questione, ci ha fatto un male che voi non immaginate. Eravamo pieni stasera, saremo stati pieni domani, con tutte le spese da preparare per Ferragosto, ok? Non so che altro dire, non so. Abbiamo chiamato il nostro legale, abbiamo spiegato la situazione, abbiamo fatto vedere loro cosa era successo. Probabilmente andremo a finire in tribunale, ci andremo, perché un trattamento così, con una persecuzione, con un accanimento nei nostri confronti non l'avevo mai visto. In 60 anni non mi è mai successa una cosa del genere, mai successa una cosa del genere. Quindi niente, mi dispiace, veramente sono costernato, mi è venuto da piangere, quindi volevo solo dirvi che domani noi rispetteremo la legge, rispettiamo la legge, non apriremo, non faremo somministrazione. Io sarò qui dalle 8 in ogni caso, perché ho dato la mia parola a delle persone a cui dovevo preparare la spesa di Ferragosto. Quindi non faremo somministrazione, ma io dalle 8 domani mattina sarò qua. Vi auguro buon Ferragosto.